Siamo con Conte, allenatore del Cesena, dopo la vittoria delle sue ragazze per 5-0 nel derby contro il Bologna. Mister, una partita che già per il fatto che veda affrontarsi Cesena e Bologna non è semplice. Per di più la squadra rossoblù arrivava da 3 vittorie consecutive ed era una delle squadre fino ad oggi più in forma del campionato. E il risultato è stato ampiamente dalla vostra parte e è contento di quello che ha visto sul terreno? Sì, sono contento di quello che ho visto dentro e fuori dal campo, perché oggi c'era tanta gente a vedere le ragazze, sia da una parte che dall'altra, e quindi quando ci sono partite di questo tipo richiamano sempre tanto tifo corretto, tifo corretto, tifo genuino, è molto bello. Poi è una giornata particolare perché le ragazze oggi hanno celebrato anche il ventennio dalla morte di Marco Pantani, che per noi e per il Cesena è sempre ispirazione, rimarrà per sempre ispirazione, quindi è una giornata particolare, volevamo fare bene. E cosa dire, io ho visto una partita giocata con grande intensità, sapevamo che l'avversario era in forma, sapevamo che trovavamo un avversario che sa difendere molto bene, però credo che abbiamo gestito bene la partita. Anche i primi 45 minuti, al di là del 1-0, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per andare al raddoppio. È stato molto bravo il portiere del Bologna a negarci il doppio vantaggio, e poi nella ripresa abbiamo dilagato, secondo me, con l'ingresso delle ragazze che sono entrate, che hanno interpretato benissimo, con cattiveria, e questo è quello che mi piace. Chi entra, lo dico ancora una volta, chi gioca e chi entra non importa, importa l'atteggiamento, il focus sull'obiettivo, che era quello di vincere la partita. Abbiamo fatto meritatamente, adesso ci riposiamo un po', andiamo alla pausa per recuperare un po' di energia e qualcuno che è fuori per infortunio. Il risultato finale di oggi è stato un 5-0, da una parte le 5 reti segnate, ma dall'altra parte clean sheet, quindi 0 gol subiti, una difesa, quella del Cesena, che ha rischiato poco o nulla nel corso dei 90 minuti, e un Cesena che ha attaccato subito in fase di impostazione il Bologna, una fase difensiva che quindi nasce dall'alto, e riconferma di quanto dico anche i numeri: siete la seconda miglior difesa del campionato. Sì, su azione non prendiamo un gol da Cuneo, quindi stiamo lavorando molto bene, ma è un lavoro collettivo, hai detto bene. Comincia dalla pressione degli attaccanti, che fanno tanta fase di non possesso, Martina, Sofì, fanno tutte, insomma, quindi è chiaro che si difende in 11, si attacca in 11, e prima recuperiamo la palla, prima abbiamo la possibilità di attaccare. Anche oggi l'abbiamo interpretata bene, abbiamo cominciato la pressione qualche metro più indietro, ma poi quando era il momento di andare l'abbiamo fatto con determinazione. Credo che seconde palle e contrasti siamo quasi sempre usciti con la palla dal piede. Questo è sintomo di grande determinazione e salute mentale. Con la giornata di oggi, anche visto il passo falso della Ternana a Tavagnacco, conquistate 2 punti sul primo posto in classifica. Stiamo per entrare nella fase calda della stagione, di marzo, aprile, maggio. Ovviamente, se le chiedessi se si aspettava di arrivare a questo punto, mi dà conferma di questa domanda o... Caldo per le temperature fuori, dici? No, a parte le battute, no, nessuno penso che si aspettasse il Cesena qui. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché oggi la Ternana ha pareggiato una partita contro un avversario che tutti danno per morto, e invece non è così. È un campionato difficile, il Tavagnacco ha lottato su ogni pallone, credo oggi, perché non credo che la Ternana abbia regalato qualcosa al Tavagnacco, e si può pareggiare, vincere e perdere su tutti i campi in questo campionato. Quindi noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Fino adesso stiamo facendo bene il nostro dovere, dobbiamo continuare così, perché se si fa bene il proprio dovere poi qualcosa si può rosicchiare all'avversario, sapendo che magari la domenica storta può capitare anche a noi. Noi dobbiamo essere più forti delle difficoltà. Fino a questo momento lo stiamo facendo con grande voglia di arrivare prima sul pallone, di vincere le partite, e dobbiamo mantenere questo clima, questa serenità che ci permette di giocare e di esprimerci al meglio. Poi ribadisco, quando è maggio vedremo dove siamo. Grazie mister. Siamo con Gaia Milan dopo la vittoria del Cesena per 5-0 sul Bologna. Gaia, oggi hai offerto una doppietta che ha messo in cassaforte la gara, il gol del 4 e del 5-0. Sei subentrata dalla panchina, e quindi quanto è importante l'approccio, il carattere quando si entra comunque a gara in corso? Allora, credo sia molto importante, anche perché quando si subentra si entra per dare un aiuto alle compagne, magari dopo un bel 80 minuti magari sono stanche, quindi bisogna entrare e dare sempre il massimo. Poi siamo una squadra che sta facendo molto bene, quindi chi entra deve tenere alto il ritmo. Hai dimostrato anche un'ottima intesa con
le compagne di reparto, in particolar modo con Lonati che ti ha servito 2 assist. Quanto è importante in questo senso il lavoro durante la settimana? Allora credo che quest'anno siamo molto fortunati anche perché abbiamo una grande intesa sia in campo sia fuori, quindi penso che questo sia importante perché poi in campo ci viene tutto più facile e ci capiamo molto più facilmente. Infine, domanda di rito, a chi li dedichiamo questi 2 gol? Vabbè, credo alla mia famiglia, ma perché mi hanno supportato in un momento difficile dello scorso anno, quindi loro sono sempre presenti e io sono contenta di questo, sono grata per loro. Grazie Gaia. Grazie. Siamo con Bragantina, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta delle sue ragazze per 5-0 contro il Cesena. Mister, arrivavate alla partita di oggi da un buon periodo, 3 vittorie consecutive, e oggi invece il risultato, il campo, ha visto un Bologna in difficoltà che in poche occasioni è riuscito a rendersi pericoloso e paga un passivo pesante. Paga un passivo secondo me giusto per la prestazione che abbiamo fatto, perché oggi è una prestazione non sufficiente, quindi c'è solo da meditare e da lavorare molto. La sua squadra è rimasta in partita, guardando il risultato, più o meno fino alla metà del secondo tempo. La cosa che è mancata, a mio avviso, è stata la ricerca degli appoggi in verticale, con le punte che hanno fatto grande fatica alla metà campo avversaria ad essere raggiunte. Ma sì, è stato proprio oggi nella fase di possesso palla, secondo me non abbiamo avuto la capacità di saper gestire il pallone in fase di possesso palla molto semplicemente, e dopo le punte andavano in difficoltà perché non erano supportate dalle altre giocatrici. Quindi, ripeto, oggi è stata una prestazione molto al di sotto delle nostre capacità, soprattutto dall'aspetto caratteriale, perché si può sbagliare anche i passaggi, si può sbagliare, però bisogna che ci sia molta più cattiveria se si vogliono portare a casa certe vittorie. Come ha detto lei, in questo momento pagate un carattere non magari all'altezza soprattutto dell'avversario che affrontavate quest'oggi, e il triplice cambio ad inizio secondo tempo era più un messaggio alla squadra oppure cercava nuova freschezza con le giocatrici che sono entrate in campo? Appunto, come ha detto lei nella seconda parte, cioè abbiamo cercato di mettere 3 giocatrici fresche sulla fascia sinistra, in quanto mettendo Sharon a sinistra perché vedevamo che stavamo un po' soffrendo, però diciamo che i cambi non hanno portato quello che ci aspettavamo. Grazie mister. Grazie.